Vai ragazzi, andiamo. Qualificazioni purtroppo non positive, 12° posto, a 1 secondo e 2 dal primo. Insomma la prima gara così, insomma la prima vera gara per chi kart, sì, sono belli, però non sono di certo come insomma queste gare qua. E andiamo, primo round. Attenzione, che partenza del Kuma. Porca puttana. Partenza devastante di Veneziano che è già terzo. Ho recuperato mille posizioni. Attento. Non ci credo, il Kuma è già secondo, ricordo che la difficoltà è 90 su 100, una difficoltà cazzuta, fiori. Ho tolto via anche la traiettoria, visto che vi dava fastidio. Il primo è Alexis Simonov, che cazzo è? Lo so. Sarà dura tenere 8 giri così, però. Per quale errore ancora più. Dietro l'angolo. Con macchine più veloci. Con una bagarre maggiore in pista. Cerchiamo di mettere pressione al primo. Che possono, che il PC può sbagliare il PC. Mamma mia, mi ha speronato qua qualcuno. James Smith. Primo giro completato. In questo Hockenheim corto. Sarebbe un sogno finire secondo, Il primo è già in fuga, però. Mini fuga per il primo. Le qualifiche sono andate non bene purtroppo, ma la partenza mi ha sorpreso in positivo, Ho avuto proprio la fortuna di partire bene. Stiamo guidando benissimo per il momento, sono molto soddisfatto. Soddisfazione comendiana. Che ho fatto meglio le prove libere rispetto alla gara, alle qualifiche, vabbè, questi sono dettagli. Il primo a 3 secondi di vantaggio, comincia a scappare via purtroppo. Io ci sto provando. Ma il primo è bello veloce. Devo usare un po' di più, perché a volte ho paura di fare l'errore. Perché qua con un errore perdi 10 posizioni. Comunque dai, non mi sta dando via tantissimi secondi, già questo è importante. Ma l'ingegnere c'è o no? Perché in qualifica sembra di averlo sentito, boh. Ok. Però siamo veramente... non riusciamo a guadagnare un cazzo dal secondo, Siamo a metà gara. Comincia a aumentare anche il vantaggio da parte dell'avversario che ha quasi 4 secondi. E 4 secondi non sono pochi. Io sto guidando in maniera impeccabile per il momento, Sono molto soddisfatto, porca puttana, eccolo qua l'errore, incredibile. Me la son chiamata. Pazzesco, ma stai zitto, Kuma. 6 posizioni ho perso, incredibile. In un errore ho perso 6 posizioni. Questo gioco non ti fa sbagliare, non puoi sbagliare niente. Adesso sarà duro recuperare. Adesso deve stare calmo Veneziano. Peccato se è stato bello partire secondi.
Cagarda. Brutto brutto errore. Brutto errore ancora di veneziano. Comincia a essere innervosito. Si è innervosito per l'errore il Kuma. Vabbè. Ma vaffanculo però. Basta. Staccato la spina, Fioe. Che rabbia però, che rabbia. Guarda con la gomma a sinistra andata. Possibile che nessuno sballe davanti? Dai, un errore davanti. Ho idea qua che partiremo con un settimo posto. Un conto se faccio io il ritmo, un conto se lo fanno gli altri. Ora sta curva qua, ma se ero secondo, porca miseria. Ora sono incazzatus nerus. Veramente una beffa atroce. Niente. Se ne stanno andando e mi sta arrivando anche un altro, mamma mia. Momento difficile adesso per Veneziano. Calma Kume. Se non sbagliavo potevo veramente arrivare secondo, secondo me. Vabbè. Sappiamo poi che quando sei in debuttante su una competizione è anche più difficile. Purtroppo nessuno sta sbagliando davanti. Io spero che ci sarà la bagarre come hanno detto e che ci saranno gli errori degli avversari, perché è sempre stato così anche nelle versioni alfa, beta e gamma. Mamma mia. Per poco c'era anche l'incidentone. Che tristezza però. C'è molta tristezza per Veneziano che ha accarezzato il sogno al debutto in questa competizione di fare un secondo posto devastante. E invece un errore solo lo ha umiliato così. Cerchiamo almeno di prendere un punto. Un punticino irridato. Ok. Settimo posto, one point. Vai. Meglio di niente, dai. Eccoci qua. Finita per tutti. Ok. Ah no, 6 punti, perché 6 punti? Ah, ok, dai. È come... È come per la Formula 1, va bene, dai, meglio. Prove libere, qualificazioni, garage, ok, Alexei Smirov, veramente una bestia. Ok. Buono raga, round 1 è andato, nel prossimo video no, direi che possiamo fare anche il round 2, dai. Una leggenda come da spacca. Bene, dai, sono soddisfatti del veneziano, sono contento.
Ah, questo però è un altro. Kart One Championship, dov'è? Ah, questo è Dubai, sono 5 round. Vabbè, allora vediamoci il primo round a questo punto di Dubai. Ok, Dubai Kart Rome. E vediamo, dobbiamo stare attenti perché abbiamo tante cose da fare, eh? Leggermente nuvoloso. Vai.